Bella voglio, bentornati su Real Napoli Football, ragazzi. Veniamo da una fantastica vittoria in rimonta contro il Galatasaray, una partita pazzesca, andatevela a rivedere se vi fa piacere. Detto ciò, siamo incredibilmente in Divisione 2, adesso chiaramente la Divisione 2 ci tocca mantenerla, ci proveremo già da questa puntata, andiamo a vedere chi ci tocca affrontare e come sempre se vi fa piacere supportarmi in questa scalata alla Divisione 1 con solo giocatori del Napoli, lasciate un like al video, magari iscrivetevi al canale, commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Intanto vediamo se riusciamo, vediamo chi ci capita in questa montata e chi dovremo affrontare. Avversario trovato e sarà Napoli-Bayern Monaco. Torniamo ad affrontare il Bayern Monaco, questa volta in casa, vediamo come andrà. Immagina arrivare in Divisione 1. Chiaramente, Ale, quello sarebbe l'obiettivo. Sicuramente in ogni caso non potrebbe mai accadere stasera, ma ci proveremo in generale, ci proveremo sempre. Tanto Napoli-Bayern Monaco ancora senza Lobo e senza Anghissa, ragazzi. Allora, gioco con Lindstrom e ancora Caciuste. Lindstrom e Caciuste, attenzione. Il resto è tutto ok, vediamo gli avversari. La squadra le bestie di Satana. Ok, andiamo al match. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Si parte Napoli-Bayern Monaco, ma sto facendo partita in carriera, veramente il frappi sulla divisione 6. Esatto, non mi lusingare che è meglio. Si parte Osimhen, palla per Caciuste, cerca direttamente Politano, si gira Matteo Politano, cerca di capire cosa fare, Politano rientra da Zielinski che scende, Zielinski prova a sparare, Zielinski dalla distanza, palla fuori. Proviamo a farci sentire subito dal Bayern di Monaco. Nonostante la distanza fosse proibitiva. La smorfia sul suo volto, guarda Fabio, dice tutto sulle Si parte, il lancio lungo, attenzione, Rachmani prova, grande recupero di Mario Rui, break di Rui, palla per Zielinski, si ferma Zielinski, si gira, palla per Rui ancora, dentro per Zielo, fallo su Rui. Esatto, sì è vero, è solo di te, molto gioco di testa, molto gioco di testa. Però attenzione, Mario Rui, sti calci di posizione per me sono sempre un po' un problema, vi dico la verità. Vabbè, proviamo ad andare da Caciuste corto, questa volta ci riusciamo. L'appoggia al Lindstrom che cerca Osimhen male, attenzione, Lindstrom prova a recuperare, Lindstrom, torna anche Politano, ancora Lindstrom in recupero, attenzione Rachmani, Zielinski prova a recuperare, Cafu, Caciuste, niente da fare, Di Lorenzo, palla dentro, Giannino deve andare a chiudere, palla è... Mi hanno penetrato come si deve, non mi so dire. Pepe, Caciuste, larga per Giannino Di Lorenzo, attenzione Di Lorenzo, prova ad andare da Lindstrom, recupera palla Lindstrom con un po' di fortuna, palla per Osimhen, proviamo a velocizzare, Zielinski, palla per Mario Rui che scende, Rui dentro, Kvaratskhelia, appoggia ancora per Rui, va dietro da Caciuste, palla per Zielinski, dentro per Victor Osimhen, si gira dalla parte sbagliata Victor, attenzione Mario Rui, Rachmani, palla larga, persa da Ramani, Nathan ancora verso Caciuste, molto male fino ad ora, attenzione Pepe, Seedorf, Di Lorenzo allarga per Politano, palla per Lindstrom fa correre Matteo Politano, Costa Curta recupera alla grande, prova a ripartire da Donnarumma, chiude Osimhen, ha iniziato maluccio questa partita. Donnarumma al rilancio lungo,
Rilancio di Donnarumma verso Rachmani, niente da fare, attenzione Lindstrom, andare in chiusura Lindstrom, sfortunatissimo qui Lindstrom, palla verso Donnarumma che rilancia lungo, Mario lui prova a staccare, ci riesce, recupera palla per Kvaratskhelia che appoggia a Cagiuste che la ridà a Kvaratskhelia sulla corsa, scende Kvara dentro per Osimhen, si gira Osimhen, Victor Osimhen la pareggia, sempre Victor Osimhen. Sempre e comunque Victor Osimhen con un po' di fortuna la riprendiamo subito. Attenzione Victor prova a chiudere, pressa tutti Victor, aiuta pure Politano su costa curta, niente da fare. Cagiuste, Zielinski, attenzione Zielo adesso va in pressione. Kvaratskhelia, Mario Rui, scende Rui, prova ad andare a chiudere su Cafu. Cagiuste, fuori gioco di Peppino Messi, fuori gioco di Messi. Meret, oggi fatto il lancio lungo di Alex Meret verso Victor Osimhen che appoggia Zielinski che si gira, prova ad allargare per Kvaratskhelia, niente da fare, però Mario lui recupera palla, va da Kvaratskhelia, si gira Kvara, rientra Kvaratskhelia, attenzione, palla per Victor Osimhen, si gira Osimhen, vede dall'altro lato Lindstrom che appoggia per Politano, attenzione Lindstrom, attenzione Cagiuste, Lindstrom in pressione, attenzione, provano a giocare palla a terra loro, Donnarumma alza questa palla verso non so che attacca il Bayern di Monaco, torna Cagiuste, Rachmani, Nathan, Rachmani, mamma mia qui ce la caviamo, un po' di culo, Cagiuste, poi allarga per Mario Rui, un po' di fortuna qua, Mario Rui dentro per Zielinski che fa correre Kvaratskhelia, Kvaratskhelia dentro per Zielo che penetra, Zielinski l'alza verso Politano, palo, pazzesco palo di Politano, pazzesco palo di Politano. Di Lorenzo va subito una Lindstrom che ha un po' di spazio, che la gira male però qui. Attenzione Cagiuste, prova a chiudere su Pempe, Cagiuste, va in recupero Cagiuste, gli dà una mano Rachmani che poi va da Kvaratskhelia, male purtroppo, Zielinski si è spostato proprio dalla zona in cui era andata la palla. Attenzione Neymar, Nathan, chiusura e rilancio sulla testa purtroppo dell'avversario, Pempe. Mario Rui si gira Pempe, Rui, Meret, e dai però Messi, ma dai che gol di merda è, soliti gol, vabbè, vantaggio Bayern, Cagiuste allarga ancora per Di Lorenzo, scende Di Lorenzo, cerca di capire qualcosa Di Lorenzo, palla per Lindstrom, errore di Lindstrom che sta giocando una partita terribile fino ad ora. Prova a recuperare Politano in chiusura, Donnarumma la lancia in aria, rimessa laterale per noi, Cagiuste la ridà a Mario Rui dentro, io volevo andare da Zielo, niente da fare, Rachmani prova a prendere posizioni, non ci riesce, Cagiuste prova ad andare in chiusura, niente da fare, Zielinski, Seedorf, Di Lorenzo recupera palla e se ne va Giannino Di Lorenzo, scende ancora Di Lorenzo, palla al piede, si fa tutto il campo Di Lorenzo, allarga adesso per Politano che dribbla e se ne va Politano, cross in mezzo per Osimhen, calcio d'angolo, calcio d'angolo. Hanno sviluppato bene la manovra sulla corsia esterna ma sono arrivati al cross dal fondo troppo facilmente. Mario Rui andrà da Amir Rachmani, attenzione Mario Rui e Rachmani che proverà a spizzarla, Di Lorenzo, arriva Lindstrom, palla per Politano che prova a metterla dentro, calcio d'angolo ancora, calcio d'angolo ancora, sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita. Ancora Mario Rui, ancora verso Rachmani che prova a spizzare, la palla passa, niente da fare, arriva Nathan, finisce il primo tempo, 2-1 per il Bayern ragazzi, partita abbastanza equilibrata, non sono convinto che meritiamo per il momento la sconfitta. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Attenzione, secondo tempo cominciato, Rachmani prova a dare una mano a Lindstrom, palla dentro,
Rachmani la mette subito fuori, Di Lorenzo, palla per Nathan, appoggia a Cagiuste, scende Cagiuste, attenzione Cagiuste, cerca Kvaratskhelia che si è abbassato un po', Kvara, attenzione Kvaratskhelia spara! La parata di Donnarumma con, attenzione, Politano che aveva provato a stoppare quella palla, attenzione Zielinski, alza le mezze ali, ok. Sì. Ok. Tra un po'. Ok. Dopo metto anche il trequartista, nel senso faccio diventare uno dei due mezzali trequartista. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Attenzione, Di Lorenzo recupera questa palla dentro per Politano, si gira Matteo Politano, va da Osimhen, sfortunato qui, poi si prova ad andare verso Donnarumma che alza questa palla con, attenzione, Zielinski che va a dare una mano, Zielinski dentro per Kvaratskhelia, dribbling di Kvaratskhelia che spara, Kvaratskhelia attraversa interna e palla fuori, incredibile. Neymar. Attenzione, Mario Rui colpisce di testa, ma non riesce a recuperare palla. Nathan, palla dentro, imboccata perfetta, attenzione a Romario, torna però Rachmani, mamma mia la palla resta lì, Meret, e poi Mario Rui, Rachmani, Zielinski allarga subito per Kvaratskhelia che si gira, Kvaratskhelia prova a cambiare verso Lindstrom, palla un po' debole purtroppo. Attenzione, Zielinski prova ad attaccare il Bayern. Zielinski, Meret. Stiamo soffrendo. Allora, Menzielo, Traoré o Diego? Ah, forse potrei fare così però. Li metto entrambi. Tolgo Lindstrom. Metto Diego e lascio Traoré centrocampista centrale di qua. Che mi sta bene. Raspadori al posto di Kvara, vai, che è stanco. Un po' di freschezza. E potrei quasi mettere Olivera. Ma lascio per il momento un po' Mario Rui, proviamo così. Attenzione, Seedorf la mette corta verso Cafu che crossa in mezzo, calcio d'angolo ancora per il Bayern di Monaco. Ancora Seedorf, ancora Seedorf, attenzione. Seedorf mette in mezzo, Cagiuste riesce a mettere fuori per Politano che si gira, prova a ripartire Politano, allarga per Giacomino Raspadori che scende Raspadori fino in fondo, Giacomino Raspadori dentro per Politano, la palla non passa lì, peccato. Attenzione Donnarumma, arrivo, che cazzo ho fatto? Vabbè. Fanno giocare fortunatamente, chiude Traoré. E la chiusura di Traoré sia del giallo Osimhen. Adesso dà anche il giallo. Attenzione, Mario Rui prova a chiudere, Cafu si porta la palla fuori, palla nostra. Mario Rui, palla verso Nathan che prova ad alzarla verso Politano che proverà a spizzare, non ci riesce Politano. Palla dentro, Mario Rui recupera una gran palla Rui, appoggia per Cagiuste che scende, va da Osimhen che allarga per Traoré che la dà a Raspadori, che arriva a Raspadori, l'alza per Osimhen che stava facendo un gol senza senso. Stava per fare un gol senza senso, però stiamo scendendo un po' meglio. Attenzione Donnarumma. Donnarumma, rilancio lungo con Rachmani a contrastare Pempé 2 volte, recupera palla verso Maradona che la dà poi a Politano, scende Matteo Politano, attenzione Politano, va dentro, no, voleva andare dentro da Pempé ma niente da fare, Maradona qui sfortunatissimi. Attenzione Cagiuste con Vierà, Cagiuste recupera palla,
Traoré, palla per Osimhen, dentro per Politano, niente da fare. Nathan deve saltare, sulla testa di Pempeci riesce Mario Rui, errore, la palla non finisce nemmeno a Caciuste, ma Mario Rui recupera palla e allarga subito per Traoré, che fa correre subito Kvaratskhelia, Raspadori dentro per Traoré, ancora Raspadori, attenzione, qua l'abbiamo giocata male, Caciuste cerca Maradona che spara, Donnarumma, il lancio di Donnarumma, attenzione con Rachmani che prova a colpire alla grande per Caciuste, palla per Diego Maradona che prova a far correre Traoré, palla per Osimhen che si gira, Osimhen non riesce ad andare dentro, purtroppo, attenzione Caciuste, no, Traoré. Proviamo a chiudere con Nathan che va a colpire Traoré, male Traoré qui. Mario Rui provano a tornare da Donnarumma con Osimhen che chiude, Donnarumma la manda in corner praticamente, la manda in tribuna. Non so che cosa altro posso fare, a parte mettere Olivera, c'è Osimhen che è stanco, mettiamo un po' il Ciolito. Sento un po' odore di Ciolito, metto anche Dendoncker al posto di Caciuste che è molto stanco. Dendoncker lo abbasso un po' e metto il doppio trequartista, ci proviamo ad andarcelo a prendere in questo modo. E ci sta già, mi sa, ci sta già, penso che una va bene. Attenzione Mario Rui, dentro per Traoré che cerca dentro Maradona, santissimo Vieira, attenzione Dendoncker, recupera una gran palla Dendoncker, scende Dendoncker dentro per il Ciolito, la palla non passa. Guadagniamo un fallo laterale in attacco. Vorrei provare quantomeno a pareggiarla, ragazzi. Attenzione, Mario Rui dentro subito da Traoré che cerca di andare. Raspadori, attenzione. Sì, prova a ripartire il Bayern di Monaco. Dendoncker a recuperare questa palla, Dendoncker, bravissimo, scende ancora Dendoncker, ma ancora Dendoncker, va da Mario Rui prova il cross in mezzo verso il Ciolito, la palla non passa, Traoré, Dendoncker, la palla però è lenta e non arriva Diego. Nathan riesce a recuperare questa palla per Giacomino Raspadori, dentro per Simeone, dove cazzo andava Simeone, mannaggia. Rachmani colpisce verso Dendoncker vede dentro Maradona che si gira, Maradona dentro Diego, prova ad andarla al Ciolito, colpisce proprio il Ciolito, proprio alla fine, proprio Simeone, 2 pari. Anche troppo, direi. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa attenzione Nathan, attacca il Bayern Monaco, non facciamo cazzate. Di Lorenzo dentro per Traoré, il Ciolito Simeone, palla per Maradona, ci abbiamo provato a fare una follia, 2-2 sul finale, ragazzi. Partita che forse meritava un po' di più, ma non l'abbiamo giocata in realtà benissimo, quindi ci teniamo stretto questo pareggio, va bene così, diminuiamo addirittura le votazioni di 4 punti e va bene così.